Però a parte la certezza che lì si andrà a finire, però per chi studia queste cose il cimitero è uno dei primi luoghi da visitare, perché chi ha la fortuna di vivere in un paese dove è stato indossato a lungo l'abito tradizionale, effettivamente le foto delle tombe sono un elemento molto, molto importante. Adesso ci spostiamo al centro nord, andiamo a Nuoro e sarà Marcello Ferreri che ci parlerà delle due foggi appunto tra l'Ottocento e i primi del Novecento dell'abbigliamento femminile nuorese. Marcello Ferreri studia discipline etno-demo-antropologiche, è particolarmente interessato proprio all'abbigliamento all'interno del vasto campo di queste discipline, e le sue zone di indagine privilegiate sono appunto la città di Nuoro dove vive, ma anche l'Ogliastra, che è la sua zona di provenienza. Io penso che nel parlarci dell'abbigliamento di Nuoro si farà riferimento anche alle descrizioni di Grazia Deledda, perché Grazia Deledda aveva la passione e l'interesse di documentare, tant'è vero che aveva anche collaborato con delle riviste di saggi di antropologia e di etnologia, e queste sue competenze, queste sue osservazioni poi le trasferisce anche nei racconti e nei romanzi, dove descrive con molta attenzione fogge di abbigliamento, e non solo riconducibile alla cultura tradizionale. Io ti passo la parola e adesso ci spostiamo a Nuoro. Allora io mi metto in piedi perché voglio avere le modelle davanti per spiegare meglio. Allora, nel caso di Nuoro noi prendiamo in considerazione due ventenni, quindi prendiamo in considerazione il periodo che va dal 1890 al 1910 per questa tipologia di abito, poi prendiamo in considerazione il periodo che va dal 1930 al 1950 per il secondo abito. Ovviamente quando si danno delle definizioni quali 1920-1930 bisogna prenderle con le pinze, non è che vuol dire che nel 1910 tutto cambia, ma è per renderci conto del periodo di cui stiamo parlando. Allora, entrambi sono abiti originali, in questo caso ad esclusione della benda della ragazza, che gli originali sarebbe impossibile inamidare, e sono entrambi abiti nuziali, di conseguenza sono abiti con cui le nuoresi ai tempi giungevano all'altare il giorno delle nozze. E nel fare il nostro lavoro soprattutto di visione di immagini, vedremo che Nuoro avrà una serie di vantaggi. Innanzitutto a Nuoro erano presenti fotografi che quindi non effettuano esclusivamente foto in posa, ma effettuano foto per strada, foto all'interno di chiese, foto quindi in contesti sia quali possono essere feste, ma anche mercati, quindi contesti quotidiani, e quindi vedremo qual è l'importanza di tali foto. Partendo dall'abito della ragazza, è l'abito, abbiamo detto, da sposa, che poteva essere utilizzato esclusivamente dalle donne sposate il giorno delle nozze, e poi poteva essere utilizzato successivamente in occasioni di gala. Zarbacchianza, che sarebbero le signorine, potevano usare tale abito solo nel caso in cui erano scelte come accompagnatrici, quindi damigella, nei matrimoni. Possiamo andare. Allora, come tanti altri paesi che abbiamo visto precedentemente, anche il Nuoro presenta comunque, se puoi venire avanti, una sagoma della gonna, puoi anche girarti, una sagoma della gonna a campana. Ovviamente questa sagoma a campana nel caso di Nuoro come viene ottenuta? Facciamo parlare Grazia Deledda, che dice: le nuoresi hanno le mania dei fianchi prominenti, perciò indossano quante più tuniche hanno. Già tunica in nuorese è la gonna di orbace, gli altri tipi di gonna fatti in altri materiali prendono altri nomi, e in questo caso parliamo di una tunica che si chiama ghirone largo, quindi sono delle gonne che presentano dei piegoni che vanno dai 10 ai 15 cm, di conseguenza delle pieghe enormi che vanno sovrapposte. E ci dice anche le spose, quindi l'abito che noi abbiamo davanti, devono averne almeno 3 in modo che sotto l'orlo di uno si scorga quello dell'altra. Grazia Deledda scrive ciò tra il 1893 e il 1895 in Tradizioni popolari di Nuoro.
che è un'opera etnografica che ha un valore importantissimo, perché innanzitutto non solo vedremo che tutto ciò che la Deledda scrive è confermato dalle fotografie, ma anche perché andrà oltre la mera descrizione dell'abito, ma ci parlerà anche delle motivazioni per cui le nuoresi si vestivano in determinato modo. Riguardo a queste doppie gonne, in questo caso la nostra ragazza ne porta 3, si possono vedere una sopra l'altra. Esistono delle rare foto, più in là, ti vogliono più in là. Diciamo che di queste doppie gonne esistono delle rare foto. Questa è una delle più significative. Notate come la donna si riporta sattunica, si dice sighettare sattunica a un collo, in questo caso quindi solo su una parte, e da sotto si vede un'altra gonna comunque di erbacce. Diciamo che anche durante le interviste molte donne ricordano ciò non per averle usate perché sono cose lontanissime da loro, ma per aver conosciuto gente che le ha usate, e in generale parlano di una lunghezza tra l'una e l'altra gonna di 2-3 dita. Vediamo che, come vedete, in questo caso la ragazza porta la benda, mentre nel secondo caso la ragazza porta il fazzoletto. Diciamo che l'utilizzo delle gonne, delle più gonne, era possibile con qualsiasi tipologia di abito, quindi con abiti da sposa, con abiti da signorina, solo che gli abiti da sposa Ciccia e la Deledda se ne portavano quindi un numero maggiore. Questa è un'altra foto di pessima qualità, però ci mostra benissimo l'utilizzo delle doppie gonne, e ci fa vedere innanzitutto come il colore della balza delle due gonne sia diverso, e questo ci porta anche a fare una riflessione sul fatto che noi oggi attualmente siamo sempre alla ricerca di regole. Di conseguenza, quanti centimetri devono essere le due gonne di differenza? Non credo esistesse in alcun modo un numero di centimetri che in cui doveva comunque avere la lunghezza delle gonne, perché vedremo nelle foto troviamo gonne che si vedono di più, gonne che si vedono di meno e così via. Mentre importante è vedere come in questo periodo che stiamo considerando si usano una serie di colori di setta particolari. Si va dal ciclamino, che è questo della prima gonna, ed esapala, che è tra i più usati in assoluto, gli aranciati, i rossi della seconda gonna, e infine il rosa della gonna più sotto, se riusciamo a vederla, che era lo stesso usatissimo a Nuoro comunque nel periodo. E notate come in tale periodo si usava una varietà di stoffe che vanno quindi dalla taffeta di setta in misura minore, il raso di setta, ma anche il grosso di setta, però non è presente ancora la marezzatura, che sono quelle onde che poi diventeranno il canone dell'abito nuorese nel Novecento. Questa è un'altra foto, l'avrei volute proiettare intere, ma i padroni non sono d'accordo, di conseguenza possiamo vedere come in queste foto da sotto una gonna ne fuoriesca comunque un'altra. E adesso diciamo che questa moda delle doppie gonne non è una moda esclusivamente nuorese, è una moda che riguarda tantissimi paesi della Barbagia, e basti pensare a Orgosolo in eccellenza, basti pensare a Foni, basti pensare a Ollollà, insomma tantissime, Oliena stessa. E questa foto invece ci porta Orani. Allora, questa è una foto di Ciceri. Ciceri era un farmacista nuorese che a partire dall'inizio del Novecento si comprò una macchina fotografica e iniziò a fare foto in giro per Nuoro e nei paesi circostanti. Queste sono degli oranesi che escono da Chiesa. Allora, Orani perché lo prendiamo in considerazione? Orani dal 1870 era un piccolo comune vicino a Nuoro, abbandona, anzi in un primo momento non abbandona, ma adotta l'abito nuorese. Di conseguenza gli oranesi, a partire da fine 800, iniziano a vestire con l'abito di Nuoro. E in un primo momento coesistono l'abito di Nuoro e l'abito di Orani, in un secondo momento l'abito di Orani viene abbandonato e vestono esclusivamente con l'abito nuorese. L'abito presenta delle differenze che non sono comunque molto significative, ad esempio loro portano sempre il grembiule, ci sono dei dettagli e così via, ma questa foto ci mostra come anche a Orani si portassero più tunica. Vedete una donna in fondo al centro ha una gonna in mano e sotto ce n'è una più chiara e ce n'è un'altra sotto, e poi questa donna da questa parte vedete che porta una gonna chiara e una scura come se la sta tirando su. Andiamo avanti. Allora, questa è
una foto di un matrimonio in cattedrale, presumibilmente della fine dell'Ottocento, i primi del Novecento, e ci fa riflettere su un aspetto fondamentale. Innanzitutto anche la lunghezza del grembiule si dicono tante cose, ma queste sono 3 donne allo stesso giorno, notate i grembiuli sono tutti e 3 di dimensioni differenti. Addirittura a Nuoro c'è la regola, che ho sentito dire a qualcuno, che il grembiule deve stare a 2 centimetri dalla balza. Ovviamente sono supposizioni erratissime, perché una foto in cui 3 donne hanno 3 grembiuli di misura diversa ci mostra il contrario. E dall'altra parte notate anche il fiocco che veniva appuntato il giorno delle nozze e di misure tutte e 3 differenti. E nel nostro caso questo grembiule è un grembiule del 1903 utilizzato per un matrimonio, e vedete che il motivo geometrico nella parte bassa sta già iniziando a lasciare posto al floreale. Nel primo decennio del Novecento i grembiuli di Nuoro esploderanno in motivi floreali, abbandonando il geometrico che aveva caratterizzato la fine dell'Ottocento. E qua c'è un'altra foto di Ciceri, è un matrimonio che passa per il corso, quindi un corteo nuziale, e notate la donna in fondo, non so se si vede bene, ma il grembiule tocca quasi l'orlo della gonna, di conseguenza quindi la misura del grembiule era un fatto abbastanza comunque personale. Qua invece iniziamo a vedere dei cambiamenti. Nella prima parte troviamo una foto di inizio Novecento fatta per strada, e nella seconda foto nella seconda foto vediamo una sposa già negli anni 40-50. Innanzitutto a inizio Novecento, ti puoi girare? Si inizia a portare solo una di queste gonne a ghirone largo, e la balza va pian piano comunque ad alzarsi, ma sarà alla fine degli anni 20, sarà alla fine degli anni 20 che le gonne vengono smontate, vengono fatte con delle pieghe molto più piccoli. Inoltre notate come le balze si alzano, e soprattutto nel corso del Novecento giungerà il moiré, che è questa stoffa comunque marezzata. Esistono vari tipi di marezzatura che ci indicano la provenienza geografica della stoffa. A Nuoro si preferiva il marezzato italiano, ma c'è anche qualcosa di marezzato francese, e il gioco della setta è che la donna come cammina, il marezzato fa questo gioco comunque di luci. E notate inoltre come anche le nostre modelle notate come anche le nostre modelle la lunghezza della gonna varia notevolmente. Se queste gonne giungono al tacco della scarpa, e ne approfittiamo per vedere le scarpe che la modella porta, che sono Sorbuttino, che quindi sono degli stivaletti vittoriani, nel corso del Novecento la gonna si accorcia e la caviglia viene mostrata, e la scarpa secondo la moda comunque dell'epoca, di conseguenza il décolleté. A questo proposito volevo fare una riflessione. Allora, spesso facendo interviste capita che bisogna lavorare con la protomemoria, si dice in antropologia, delle persone, il che vuol dire la memoria dell'abitudine. Cioè, le persone ovviamente raccontano ciò che loro hanno vissuto, e a quello gli danno un carattere identitario. Nel momento in cui io le trasporto in un mondo a loro lontano, nascono i problemi, poiché non riconoscono più identitario quest'abito, perché magari non hanno conosciuto ma si sono sposate con questo, anche perché quest'abito, abbiamo detto, nasce a fine degli anni 20 e le ultime sposate sono negli anni 70 inoltrati, quindi a loro molte donne affardate, tra cui le madri anche di alcune persone qua, si sono sposate con quest'abito, mentre quest'abito appartiene a generazioni precedenti a loro che non riconoscono. E qua invece, se da questo punto di vista le donne anziane fanno questo lavoro, secondo me nel folk si sta effettuando un lavoro comunque differente, che io non vedo decisamente positivo, nel senso che tutto ciò che è recente viene in un certo qual modo accantonato, ma il valore etnografico degli abiti secondo me è identico, nel senso che sono abiti che corrispondono a 2 epoche diverse, a 2 modi diversi, ma sono 2 abiti della tradizione nuorese. Nel frattempo, che la foto, la camicia. Allora, la camicia che porta questa ragazza è la padrona, è quella signora che vediamo nella piazza della cattedrale che passeggia, una camicia del primo decennio del Novecento, e nel secondo caso la donna porta la stessa camicia di questa ragazza. Notate come a seconda dei periodi le camicie hanno dei ricami totalmente differenti. Oltre il fatto che sono più accollate, la parte comunque sfilata è ancora compensata dalla parte non sfilata, e sul dossette, che è una specie di copribusto, ancora una finalità comprende. Nel secondo caso la camicia diventa un'esplosione di pizzi, quindi è totalmente sfilata, vengono fatti questi archi appunto in aria, e sul dossette diventa esclusivamente un aspetto estetico che aggiunge comunque il lusso all'insieme comunque della camicia.
E anche a questo proposito idem su Zippone, che in questo periodo si preferivano tonalità del panno, dello scarlatto e dell'aranciato, mentre nel corso del Novecento, a partire soprattutto dagli anni 40, si produrranno questi zipponi scurissimi, di cui a Nuoro ce ne sono tantissimi, e anche sartorialmente il modello va cambiando, si passa da un zippone che è molto più lungo a uno zippone molto più corto che lascia intravedere benissimo la gonna. Adesso giungiamo alla benda. Lasciamo sempre parlare la Delenda, che ci dice la benda può essere di lana, di tela di mussolina o magari di setta. Allora, io personalmente ho visto una sola benda di setta a Nuoro, un'altra era stata visionata presso la Sovrintendenza dei Beni di Sassari, e al tempo stesso aveva acquistato a Nuoro un abito in cui era presente un fazzoletto nero di setta. Io all'inizio non ci avevo neanche fatto caso perché non era qualcosa che mi interessasse, mentre poi quando ho visto la benda di setta ho notato che era la stessa comunque stoffa utilizzata per la benda, che non è altro che una lusina di setta, che è una tipologia di setta che si usa in tutto il nord Sardegna. E a questo proposito, grazie a queste due bende è stato possibile riprodurre comunque questa. Esiste anche una foto di una donna bendata di setta, che quindi vedete lascia intravedere la cuffia, che però è patrimonio di università comunque tedesche, di conseguenza non è possibile proiettare. Però abbiamo una foto di una fornese con una benda originale gialla che è prodotta nella stessa stoffa. Questo ci fa pensare che le bende di seta fossero utilizzate in tutto il circondario. E questa è una foto di Ballero del primo decennio del Novecento. È una foto bellissima perché all'interno della cattedrale di Nuoro mostra le donne inginocchiate per pregare. Questa foto ci fa riflettere su un aspetto di cui si è parlato tanto, che è il verso in cui la benda pende. Se noi analizziamo le donne con le bende bianche, vedete che possiamo notare il lato in cui pende la benda, si vede dal lato in cui è chiusa. Quindi due donne chiuse da un lato e gli altri due da un altro lato. Di conseguenza nel periodo che stiamo considerando è molto probabile che non vi era un lato obbligatorio in cui la benda comunque pendesse. Mentre un altro aspetto che ci riguarda la benda, anche in questo momento facciamo parlare Grazia Delenda, che ci dice: una donna assai modesta non deve lasciare mai vedere i suoi capelli sulla fronte, la benda, dicono le vecchie, moderava il costume in costumi. Quindi, allora, volevo dire una cosa. L'altro giorno stavo rientrando da Roma e stavo leggendo un saggio di un'antropologa contemporanea che diceva che ogni individuo che in una società ha un costo, cioè l'essere in una società ha un costo per ogni individuo. In questo momento, per le donne del tempo, il portare la benda così avanti non era comunque un vezzo personale, ma corrispondeva a un'etica che Grazia Delenda comunque ci descrive, ovvero la modestia. Di conseguenza, il portare le bende così avanti non era un capriccio personale, ma era la logica comunque dell'epoca. E infatti, se notate, la donna fotografata di lato, come la nostra modella, si vede esclusivamente la parte giù del viso, si vede esclusivamente il naso, la bocca e il mento, mentre gli occhi comunque sono chiusi a una sorta di paraocchi. E questa è una donna che porta una benda bianca, quindi festiva, mentre la Delenda stessa ci dice che in caso di lutto anche bocca, naso e mento venivano chiusi. La seconda foto ci mostra un altro aspetto, che questi bottoni, questo è un originale, bottoni con spillone che venivano comunque portati comunque nelle bende, come tanti altri tipi di spilloni che potevano essere comunque utilizzati. E se quello che abbiamo detto vale per le bende, vale anche per il fazzoletto. In una foto del stesso periodo il fazzoletto è veramente grande e coprente, mentre come ci spostiamo, la prima foto è del La prima foto è del 1927 da Sander, che è un fotografo che passa a Nuoro e fotografa una nuorese. La foto viene pubblicata in una rivista di etnografia, e nel secondo caso vediamo una foto degli anni 50 di una sposa che firma il suo contratto di nozze. Notate come in quegli anni il fazzoletto è veramente indietro, la donna ha quasi l'intera comunque testa scoperta, e notate la riga al centro che si vede comunque benissimo. Se notate si vedono anche i grani di riso e di grano nei capelli il giorno delle sue nozze. A questo proposito parliamo di gioielli, e Grazia Delenda ci dice che le maritate si riempiono le dita di anelli. La nostra modella porta 8 anelli antichi, come li porta la donna in foto, che porta 8 anelli nelle mani. Diciamo che questa è una moda ottocentesca che non riguarda solo Nuoro, ma riguarda tantissimi paesi della Sardegna. I salargini ne sanno qualcosa.
E mentre ci dice che le ragazze, quindi le non sposate Sarvacchianasa, non possono adornarsi di nulla, tutt'al più recano lo stuzzicadenti con la catenella d'argento, che è questo gioiello che era utilizzato ampiamente a Nuoro, quindi c'è Sprugadente, Surichigliariu, Esanuschera, che sarebbe comunque il portaprofumi, che ben presto comunque viene abbandonato e si passa a giunchigli d'oro, che sono lunghe catene d'oro, che porta sia lei, ma lo porta anche la donna, vedete comunque nella foto, e l'insieme comunque di colliere che rispecchiano la moda dell'epoca. Stessa cosa vale per le spille, si passa dai borbonici dell'epoca alle spille di tipologia Liberty, che sono comunque le spille che il mercato offriva al tempo. E infine l'ultimo aspetto, gli orecchini. Grazie alla cice, i ricchi pendenti di corallo si scorgono dietro le bende. A Nuoro era uso comune, con le bende, come vedete nelle foto, portare fuori comunque gli orecchini, che fossero di colore o di altra tipologia. E anche la stampa che vedete del Dalsani del 1878, anche lui raffigura questo particolare del pendente che fuoriesce comunque dalla benda. E io direi anche basta.